A Mortegliano raccontiamo come 3 aree militari dismesse, molto diverse, siano state recuperate in modo positivo da 3 realtà altrettanto diverse tra loro. Quest'area militare è attualmente occupata dal Circolo Culturale Arci Il Cantiere, che dal 2005 ha la gestione per tenere posto, mettere in ordine e fare attività su questo luogo. Dopo essere venuti noi come associazione, altre 2 associazioni sono entrate a far parte in questo posto. C'è il volo vincolato circolare, che si chiama Hangar 82, l'associazione, e poi c'è il Tsunami Park automodellismo, diciamo così, ecco, che hanno costruito delle piste. Questo spazio viene aperto a tutta la comunità, tutti possono venire qui a usufruire del posto per picnic o serate anche con gli amici. Festitenda è la più vecchia manifestazione musicale, anche così quasi che ci sia in Italia, come tipo di festival, molto diverso da tutti gli altri tipi di festival, dove c'è il business al primo luogo. Qui ci fa piacere far suonare la gente, chiamare anche dei musicisti di fama internazionale, ma non ci dimentichiamo mai dei nostri. Ogni gruppo che noi facciamo, straniero, italiano, importante, davanti ci mettiamo i nostri. Il nostro spirito è invece di organizzare questo posto in modo che sia usufruito dalla comunità di Mortegliano. Il cantiere ha anche nel suo DNA la cura dell'ambiente, principalmente. Qui non ci sono mai stati tagliati alberi o piante autoctone che nascono o nate per conto loro, si tiene da conto. Questo dell'ambiente è una cosa molto, molto sentita. C'è una piantumazione di alberi per migliorare il posto, e come avete visto c'è anche un piccolo frutteto dove gli uccelli vengono a mangiarci le ciliegie. L'area in cui ci troviamo è un'area ex demaniale, un ex deposito di munizioni dell'esercito. Attualmente il Circolo Ippico Cormor ha cercato di rivalutare quest'area trasformandola in, come potete vedere, un maneggio e ricovero cavalli. È dal 2005 praticamente che siamo qui, quindi sono trascorsi quasi 10 anni. Ci sono delle problematiche. Il famoso elettrodotto Re di Puglia Udine Ovest potrebbe passare qui a 50 metri e ci ha un po' condizionato, un po' demoralizzato, ma credo che non ci fermeremo. Sinora abbiamo trasformato tutte le strutture che c'erano con, diciamo, dei minimi interventi e le abbiamo rese agibili per i cavalli. Abbiamo realizzato circa 60 box, attualmente sono quasi tutti occupati. La zona era off limits, era recintata da 2 recinzioni in rete da oltre 2,5 metri e c'era la guardia 24 ore su 24. Chi doveva venire nelle campagne circostanti doveva consegnare i documenti in guardiola la mattina e andare a riprenderli la sera, e quindi non saprei nemmeno io dirle cosa c'era dentro. Abbiamo trovato dei biglietti dove c'era scritto in genere deposito munizioni, altro non sappiamo. Probabilmente perché era off limits, tra virgolette off limits anche adesso, nel senso che sì, siamo molto vicino al centro di Mortegliano, al centro di Santa Maria, però è molto comodo anche per i cavalli perché non ci sono autoveicoli o strade che possano creare pericolo, ed è molto comodo anche perché alla sera veramente non si sente nulla. E mi piace sottolineare il fatto che quasi ogni anno da quando siamo qua abbiamo collaborato con i centri estivi, c'è stata qualche scuola materna e se ci chiedono noi siamo molto contenti di far vedere quello che è il cavallo, quello che può essere la natura assieme al cavallo, anche perché vedete non è un maneggio di quelli dove siamo tutti vestiti bene o un po' snob, è molto agreste, chiamiamolo così. La nostra azienda si occupa della produzione di velivoli ultraleggeri, usufruendo, diciamo, del vecchio SSDIM, di un vecchio aeroporto che è stato costruito durante la seconda guerra mondiale. Aeroporto che poi è andato in uso alla nostra aeronautica militare e da un po' di anni è stato dismesso e passato al comune, appunto, di appartenenza. Noi abbiamo una concessione per l'utilizzo di questa area, ci è stato riservato una parte di questo aeroporto, che è quella che vedete recintata,
lunga circa 700 metri, nella quale noi eseguiamo i collaudi dei velivoli che appunto produciamo in questa sede. I nostri sono dei velivoli ultra leggeri, si chiamano così appunto perché devono rientrare in una specifica categoria di aeroplani. A livello mondiale ci siamo caratterizzati un po' perché ci siamo specializzati nell'utilizzo dei materiali compositi, tant'è che i nostri velivoli sono realizzati completamente appunto in materiale composito, volgarmente detta vetroresina. Questo è un luogo ideale, abbiamo combattuto diversi anni per poter accedere all'utilizzo di questa area. I primi contatti con il comune sono iniziati ancora nel 1996, perciò sono già un bel po' di anni. Siamo riusciti a ottenere tutte le autorizzazioni necessarie nel giro di 10 anni circa. Siamo qui operativi dal 6 settembre del 2006. L'80% della nostra produzione quasi viene esportato praticamente.